Grave fatto di sangue ad Albignasego, dove un 49enne di Saonara, poi arrestato, ha aggredito con estrema decisione e ferocia la sua ex compagna, una donna di un anno più giovane residente ad Albignasego, dopo averla raggiunta mentre stava entrando in galleria a Roma. L'uomo le ha inferto 3 fendenti con un coltello da cucina, colpendola alla scapola, un gluteo e un braccio, tentando quindi poi di farla finita, colpendosi con 2 coltellate all'addome. Subito dopo l'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato a una cinquantina di metri di distanza dai carabinieri e dalla polizia locale, grazie alle moltissime chiamate arrivate dai numerosi testimoni. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Padova e non sono in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale Galleria Roma di Albignasego. Oltre all'aggressore e alla donna è rimasto ferito un agente della polizia locale, intervenuto per bloccare l'uomo che, finito in arresto con l'accusa di tentato omicidio, è sorvegliato a vista dai carabinieri, come disposto dal pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Padova.